Tragedia ieri sera a Favara, dove un ragazzino di 12 anni è morto mentre era in palestra a svolgere allenamenti di basket. Il ragazzino si trovava all'interno della palestra della scuola Gaetano Guarino di Favara e faceva parte di un gruppo di ragazzi che praticano basket con una locale associazione sportiva che usufruisce della palestra dell'istituto scolastico per svolgere la propria attività. Erano circa le 20:30 di ieri sera. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino, mentre era intento a giocare, avrebbe accusato un malore e si è accasciato a terra. Immediati i soccorsi, l'arrivo delle ambulanze del 118, disperati i tentativi per rianimarlo, che purtroppo sono risultati inefficaci. Davide, questo è il suo nome, 12 anni, ha smesso di vivere proprio mentre praticava lo sport da lui preferito. Immane il dolore dei genitori, dei parenti, dei compagni di squadra e dei compagni di scuola appena appresa la notizia della tragedia. Non si contano i post su Facebook di parenti e amici che lo ricordano allegro, spensierato e sorridente. Davide frequentava la seconda A dell'istituto scolastico Gaetano Guarino, la stessa scuola dove è ubicata la palestra che frequentava con tanto entusiasmo dopo aver svolto i compiti. Questa mattina ci siamo recati a scuola dove abbiamo trovato un silenzio assordante e tanta disperazione. Qui abbiamo sentito la dirigente scolastica Gabriella Brucoleri. È una perdita irreparabile, immane, per un ragazzo meraviglioso, un autentico talento sportivo. La scuola è stata colpita al cuore, una tragedia infinita. La scuola si stringe in un abbraccio fortissimo alla famiglia. Abbiamo accolto i compagni di classe e stamattina abbiamo tentato di consolarli. Il dolore è inconsolabile ed ci lascia spiazzati. Ritorniamo a ieri sera, il gruppo di ragazzi che frequenta assieme a una scuola sportiva la palestra, giocano a basket e poi la tragedia. Sì, era un'attività esterna alla scuola che si svolge nella nostra palestra a seguito di ovviamente regolare autorizzazione da parte del comune. Un'attività importante che aiuta lo sviluppo psicofisico dei ragazzi e che dà la possibilità di vivere aggregazione, relazione, vita in comune. Il ragazzo amava lo sport, eccelleva in tutte le attività sportive. Era un ragazzo appassionato di basket, un autentico talento, il più bravo. Appena ho saputo la notizia, ci siamo insieme alla mia vicaria mi sono recata insieme alla mia vicaria, la mia DSGA e i docenti immediatamente qui e abbiamo constatato che purtroppo era vero e non c'è nulla di più doloroso che vedere un bambino, un ragazzo senza vita, perché la gioventù è vita, è bellezza, è vitalità, è progetto, è passione, è aria, è vento, è cuore, non è morte. Preside, che cosa ha detto ai ragazzi nell'annunciare questa tragedia impossibile? I ragazzi già sapevano, li ho accolti, ho tentato di consolarli, li ho abbracciati come una madre abbraccia i figli che vengono colpiti da un dolore così grande. Le parole a volte stentano a definire i contorni dei nostri sentimenti, le nostre stesse emozioni. Parlano per noi gli occhi, gli atteggiamenti, gli abbracci. I ragazzi hanno parlato di Davide, hanno parlato di lui e ho invitato tutti i docenti ad accogliere questo dolore inesprimibile
per cercare di aiutare i ragazzi in tutti i modi. Abbiamo allertato il supporto psicologico della nostra scuola. Ho detto che è il momento di farsi coraggio, che è il momento di stare uniti per affrontare una tragedia davvero immane. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, nell'apprendere la triste notizia che ha sconvolto l'intera comunità favarese, a nome dell'amministrazione comunale e della città tutta, ha manifestato vicinanza istituzionale e personale alla famiglia. Un fatto terribile, un dolore immenso che spezza le parole in gola, ha detto il primo cittadino che ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del piccolo. La salma del piccolo Davide, su disposizione del magistrato di turno, si trova presso l'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove nelle prossime ore sarà sottoposta ad autopsia.